troppa luce no, si vede che... purtroppo è proprio il laptop, non dico anni 80 perché non c'erano ancora, ecco, però è un computer portatile, questo ancora con tutti quegli accorgimenti che hanno i nostri cellulari, però sì, è urbano il locale, si chiama Sostanza con la S, in dialetto. SA, dialetto qui friulano, Veneto. Veneto. Io sono Veneto, lui è friulano. Pordenone poi si può anche scambiare per Treviso, senza offesa. Sì, infatti. vedo lui che lui è friulano, lui è come PN, come PN Pordenone. No, perché Padova è PD. Treviso televisione. Ecco, tu sei TV o TV. Lui è TV. E siamo qui appunto con questa, potremmo definirla inizialmente una fuga di formelli all'estero. E tutti e due siete stati in Francia, sì, ma nello specifico in Corsica, Parigi, Londra, destra manca, diciamo. Ecco, quindi Sacilotto, lui è proprio friulano anche il cognome, certo, quindi perfetto, e Davide Bisetto, quindi rientrati praticamente in Italia, quindi sulla Giudecca, quindi al Cipriani, il famoso albergo, dove poi spesso lo diciamo in queste interviste, gli chef hanno dei contratti che durano alcuni anni, poi magari proprio mentre se ne stanno andando al terzo anno del contratto, arriva la Stella Misso, infatti sono fuggiti quasi tutti da Venezia, o stavano per partire, tipo Dante XVI che ha preso la Stella, vedo lo chef chiaramente è rimasto lì, gli altri. Diciamo che abbiamo un periodo storico un po' particolare, anche se questo progetto nasce da Stefano, che lo ha concepito veramente un paio d'anni fa, e visto che lavoriamo 10 anni insieme, io l'ho sempre invidiato, gli dicevo beato te che farai finalmente quello che io desideravo fare già da tempo, e alla fine dovevo accompagnarlo. Volevo fare a Treviso? Io volevo farlo anche a Parigi, perché per me Parigi è casa, volevamo farlo a Venezia. Diciamo che lui inconsciamente l'ha fatto in un posto dove il terreno è vergine, e quindi già un annetto e mezzo fa nasce il nome insieme, io dovevo accompagnarlo, e alla fine poi ci siamo detti ma caspita, cioè in due siamo una forza, una bomba, e alla fine siete partiti anche voi da Venezia insieme a questi nuovi stellati praticamente, contemporaneamente. Perché sia appunto Tagliapietra, quello di Wisteria è andato a Treviso, e quello di Zanda alla fine è rimasto. Alla fine l'hanno chiaro, insomma, sfrutti l'occasione, quindi insomma complimenti appunto a questi chef che hanno appena aperto quindi il ristorante Sostanza urbano, che siamo in pieno centro a Pordenone, sia di nome, sia di loco che di fatto. Diciamo, dopo spiegheremo cosa significa essere urban, insomma. Quindi quanti mesi avete aperto? Il 7 di dicembre. Quindi proprio freschissimi. Cioè praticamente in concomitanza è uscita dall'altra parte, anzi insieme, ecco, perché volevamo aprire assolutamente in quel periodo là, il progetto era pronto e aspettavamo, ma dovevamo assolutamente aprire per testarci, infatti fino adesso le cose vanno straordinariamente bene, e adesso si vedrà, insomma, dopo un anno tireremo le somme vere di questa avventura, diciamo così, progetto più che ponderato. Bene, allora Sostanza sarebbe, a parte il nome, sarebbe racconti di cucina, l'ho letto da qualche parte. Uno, perché abbiamo tanto da raccontare, e due, perché c'è anche una parete che rappresenta tutta un po' la nostra storia, con tutti i grandi chef che abbiamo avuto a che fare, non indirettamente neanche perché ci abbiamo lavorato insieme, ma che abbiamo avuto delle collaborazioni, infatti sono moltissimi libri. Con Ducasse in realtà tu sei arrivato prima. Ma con Ducasse abbiamo fatto il famoso ristorante italiano, mi sembra. No, con Ducasse abbiamo fatto Food de France, praticamente prendeva i giovani quando ero ancora un po' più giovanile, e praticamente ci ha fatto fare delle esperienze sia al Plaza Athénée sia in Giappone nel suo modo. Ma per esempio c'è Rogan, che è l'Enclum, lui ha lavorato dall'Enclum, quindi freschissimo in queste questo fuori Londra, finalmente può parlare Stefano, è stata un'esperienza fantastica dove
Si percepiva veramente lo spirito della cucina, dall'agricoltura, andare a raccogliere i propri prodotti, a portarli in cucina. Di agriturismo, diciamo. No, avevano le loro serre, coltivavano tutto, era veramente un'esperienza superba. Ecco, nell'entroterra lì la zona si chiama Grange of Westend. Era tra Manchester e Edimburgo. Sì. Non sul mare, era neanche molto lontano. In effetti, insomma, è una bella novità. Dopo le 2 donne con 3 stelle Michelin l'anno scorso, è arrivata questa cosa veramente originale, appunto, di un 3 stelle fuori dai dintorni di Londra, visto che poi la celebre città di pochi abitanti, Brayton-on-Thames, ha mi sembra 2 ristoranti 3 stelle, il Waterside Inn e il Peddac, e poi penso ci sia uno anche con 1 stella, e ci sono 10 abitanti che abitano lì in realtà. E poi la regina d'Inghilterra, che chiaramente passa una volta all'anno, e siamo vicini al castello di Windsor, e quindi bene, quindi dalle stelle non si dice quella parte, anzi al contrario. Noi non è che in questo ristorante lo stiamo facendo proprio per il piacere di tornare a cucinare, quindi senza compromessi. Era un posto sostenibile sia a livello economico sia a livello voglio dire, pratico, e quindi lo stiamo facendo proprio per la voglia e per il piacere di far piacere, se me lo consenti. E prima parlavamo di Lenclum, che ha tutta questa entroterra. Noi viviamo in un territorio straordinario per Veneto e soprattutto il Friuli. Qui il mercoledì e il sabato arrivano i mercati, e soprattutto in piazzola qui a fianco arrivano tutti i produttori, piccoli produttori della zona, e ci sono dei legumi, delle verdure, delle cose straordinarie, per non parlare dei conigli che sono allevati da Boer qui in zona. C'è ancora, noi andiamo a pescare veramente tutto quello che ci fa piacere per poterlo riproporre tranquillamente al cliente, insomma, e per il momento sta avendo un riscontro, perché magari il terreno era anche vergine e quindi ci stiamo divertendo. Bene, c'è da fare. Quindi pranzo e cena chiusi il mercoledì, giorno di chiusura, quindi Mardi Gras, quindi in questo momento stiamo andando in onda, poi magari chi ci rivede, comunque l'ultimo giorno di Carnevale, 1° marzo, con qualche aumento dei carburanti concomitanza, e quindi anche come si chiamano queste cose tipiche del Carnevale. Nel menù c'è un piatto che ho molto apprezzato, ma il galano nasce galano, chiacchiera o crostolo, dipende dalle zone, e abbiamo fatto in versione salata, praticamente con delle erbe, con la zucchina creiamo una sorta di farina, facciamo il galano che viene fritto classicamente, e quindi è salato, poi viene fatto con delle erbe, e in questo caso viene assaggiato con crema di aringa, il suo caviale. La ringa è un fiume c'è un pesce di acqua, di acqua di mare. Ecco. Sì. No, perché poi il 3, tra l'altro, qui fra pochi giorni, il 3 domani. Cosa succede? Perché il giorno dopo, è vero, il giorno di chiusura. A Pordenone in particolare c'è la sagra della Renga da queste parti, quindi hai anticipato i tempi, hai visto? Bene, abbiamo proprio era il giorno giusto, bisognava venire in questo giorno, quindi complimenti per questo che è un antipasto. No, mi chiedevo perché uno magari pensa più un brodetto con un nome così. No, il galano è proprio sono i dolci tipici che si mangiano insieme alle frittelle, il galano, le chiacchiere, fatto chiaramente quasi da pasticcere, fatto proprio così leggerito, si mangia con le mani. Con le mani, puoi mangiarlo con le mani, puoi mangiare come vuoi, perché quello è urban, significa quello. Significa informalità e eleganza informale. Quindi la gente viene qui, può mangiare dei buonissimi piatti, bere un buon vino e andare via anche al lunedì, diciamo così, capito? E quindi è questo che è interessante, cioè non c'è un preconcetto, una struttura, c'è tanta libertà. Poi alla sera abbiamo degustazioni, ne abbiamo moltissime, chi vuole lasciarti... quindi a pranzo se magna, come dicono. No, ma è la sera se rimagna. Se rimagna però più portate, più... Qua se rimagna, se c'è gente che rimane qua tutto il pomeriggio. Proprio perché, come puoi sentire, le sedie comode. Come in Slovenia, no? Che si entra a mezzogiorno, puoi arrivare alle 15 e non c'è lo stop.
non so se c'è già questa influenza che è più verso Lubiana, da Lubiana diciamo in che avanti, lasciamo molto libero il cliente di fare veramente, di sentirsi. Poi chiaro abbiamo un orario commerciale che è quello di mezzogiorno e la sera, anche per convenzione la gente viene a mangiare lì. O siamo a Venezia, probabilmente lo puoi tenere aperto, o a Londra, sì, 24 ore su 24. Anche in via Veneto una cosa normalissima, perché poi c'è chi va a pranzo alle 11, 11:30 o cena alle 18:30, ne parlavamo poco fa, visto che l'Austria non dista molto da di qui, ci sono altri ritmi, quindi si finisce veramente per fare non stop, altrimenti un po' scontenti il cliente, perché il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto. Fino a un certo punto, sì, questo è il retaggio che abbiamo dei 5 Stelle Lusso, visto che abbiamo lavorato nei 5 Stelle Lusso negli ultimi anni, negli ultimi 8 anni. Per noi viene naturale essere verso il cliente, ed è per quello che voglio dire, il cliente deve sentirsi libero, deve sentirsi. Qui ancora qualcuno magari ha timore di chiedere: ma fate vegetariano? Facciamo quello che può farti piacere, quello che vuoi, sapendolo per tempo. Voglio dire, chiaramente non è che la carta abbiamo la bacchetta devo dire magica. che è pronta, è veramente, devo dire, insomma, anche perché certe cose si mescolano, no? Nella carta, no? C'è stagionalità. Abbiamo già in 2 mesi, abbiamo cambiato già 2 volte, perché proprio siamo sul prodotto, cioè il menù è dettato dalla stagionalità. Oggi c'è questo, i nostri fornitori ci dicono: guarda, sta arrivando questo, quindi abbiamo la capacità di cambiarlo veramente in un paio di giorni. Poi c'è il menù del giorno, c'è la proposta del giorno, in degustazione. C'è un altro menù, quindi sì, a mezzogiorno diamo una proposta a voce, diciamo così. No, diamo a voce. Cos'era? Chiamiamo il maître. Oggi c'era la faraona, per esempio, la faraona, ma so che tu non mangi carne, e c'era una spaghetti al Bloody Mary con una tartarina sopra e c'era un carpaccio di carne. Ma poi se un cliente viene qua c'è una formula, formula a 26 euro, poi sceglie 2 piatti con un piccolo dessert e puoi mangiare per il business lunch e così. Mentre la sera abbiamo anche degustazione e anche lì spaziamo, se abbiamo delle chicche. Adesso c'era il periodo delle Moe, che ne abbiamo avute 4-5 e quindi i fortunati l'hanno beccato. Quindi noi prendiamo quello che il mercato ci offre. Il mercato di cui dicevamo prima. Ma i vari mercati. Il mercato che abbiamo prima, sì, che è un piacere, perché qui non capitava, e invece adesso, prima avevamo gli orti vicino, adesso abbiamo il mercato, quindi abbiamo un pallet di cose molto interessanti. Bene, a me è capitato tra l'altro a Foggia la stessa cosa, anche lì, infatti so che mia moglie comprò l'olio, questo olio senza nessuna etichetta biologico, di grande qualità. Mi ha colpito molto questa lasagnetta con ragù alla bolognese, che effettivamente evoca non solo il famoso piatto, che praticamente non è neanche un menù quotidiano, cioè mangi per una settimana, cioè dentro la lasagna originale praticamente c'è veramente di tutto, ma la cucina un tempo, i tempi di Bergese, i tempi dei personaggi che poi vanno a finire anche appunto nei film, quindi arrivavano queste portate, quindi c'erano questi piatti d'accompagnamento tipo il raviolo in uovo, era un contorno a un piatto di carne che è diventato un piatto famoso, mentre questo nasce è veramente un gioco tra me e lui, perché noi ci conosciamo da tanto tempo. Prima lui era il mio subalterno, adesso lavoriamo alla pari, quindi si ride, si scherza, e nasce veramente come gioco. Lui ha acquistato ed era fiero di questa cosa qua, ha comprato un tritacarne super moderno e tecnologico, e per caso abbiamo avuto queste seti, ho detto: dai, proviamo a passarle come il ragù, e alla fine poi le abbiamo cotte alla veneta ragù, ma essendo sgranulate con una carne, alla fine il risultato sembrava una bolognese di carne. Alla fine tu hai mangiato una bolognese di seppia, non c'era carne. E carne, è una carne di un mollusco. E alla fine il risultato sembra veramente ragù alla bolognese, però il gusto chiaramente è completamente diverso. Può ricordare il orsino e il resto.
può ricordare il raviolo aperto di Gualtiero Marchesi, perché in realtà era una lasagna. Caschi a puntino, perché sulla nuova carta lo faremo, cioè un raviolo, una sorta di raviolo aperto in onore di con degli ingredienti. Hai avuto modo, tra quei libri c'è anche... Ma no, Marchesi ho avuto modo di incontrarlo perché lui prese all'O.T. a Parigi, quando io ho preso la prima stella al Carpaccio, lui prese all'O.T. Una stella anche lui, quindi ci incontrammo e ci siamo trovati, c'era Turagro e compagnia, un tavolo della Madonna, Bocuse e compagnia, abbiamo mangiato tutti insieme e io mi ricordo che lui sorrise perché noi in carta avevamo la peperonata, che però sinceramente era un po' stilizzata quella che il facevamo. ristorante, cos'era? Il Carpaccio. E lui sorrise e ha detto, ma avete la peperonata? Ecco, questo è un aneddoto. Poi prima ancora fece il giudice al Chicco d'Oro, era un concorso di riso a Verona, ancora quando ero con Sergio Mei, io partecipai e lui faceva parte della giuria e poi ho avuto altri trascorsi, ho fatto anche degli extra quando ero giovane per l'Alberetta, quindi, però non ho mai avuto l'occasione veramente di conoscerlo a fondo, purtroppo. Io mettiamo il libro anche di Gualtiero Marchesi. C'è di qua, Quindi c'è tutta la storia. Quindi bene, quindi complimenti. Poi Carnaccina e compagnia li ho anche a casa, poi tutto non ci sta. E invece lui? Io? Io sono 10 anni che sto seguendo Davide, diciamo che è stato un grande mio mentore in questo percorso. Prima di lui ho fatto altre esperienze sia a Venezia, sia in Germania, sia un po' tutto il Veneto, e fin quando non ho incontrato lui, io sono comunque molto più giovane. Adesso fa da badante, prima io ero un mentore, adesso mi fa da badante. Esatto. Ma sai, la storia continua. Ecco, te ti ricordi i piatti di Heinz Winkler che hai mangiato, io mi ricorderò invece i tuoi. Come mi ricordo di questo asparago, non so se, perché gli chef molte volte fanno dei piatti, tipo il Turagro di prima, io mangiai questa Omar Bleu, praticamente da lui, e pensavo fosse un suo grande piatto, in realtà l'aveva fatto una volta, era appunto, era proprio bleu, veniva proprio anche cucinata in modo che rimanesse anche come piatto incredibile. Tra l'altro scopro recentemente che l'astice blu è di acqua dolce e mi chiedo come possa essere possibile. Questo sinceramente è saltato fuori a Cervia, un ristorante che appunto ha detto questa cosa, su cui faremo delle ricerche. Forse intendeva i gamberi di fiume, magari un po' cresciutelli. No, proprio dobbiamo fare delle ricerche per capire. Ecco, vabbè. Bene. Quindi volevo capire la pasticceria, lui non è più pasticcere. No. Lui è un grande sossier, dire. Quindi il bello che nascono piatti, ecco, per esempio quello che ha mangiato sua moglie è un'unione tra noi due, che è un'unione tra Treviso e quello che ha preso l'Encum. Quindi facciamo questo topinambur fermentato, che ha preso a farlo, poi noi lo modifichiamo, lo nostralizziamo, diciamo così, diventa nostrano, e quel piatto è l'emblema di quello che siamo. Il radicchio di Treviso caramellato al porto che faccio io e quello lui, e fatalità quello è un piatto che in simbiosi è uno dei piatti che vendiamo di più, è un piatto che ha una potenza di umami che potresti chiudere gli occhi a mangiare, cioè proteine animali, in realtà è un piatto super vegetariano, quindi molto sapore sui piatti, molta forza, e tra l'altro l'unione di due teste fanno meglio in qui ci vorrebbe quindi l'architetto Pondi chiaramente fa le domande, perché ha poi un precedente, ha intervistato Don Kell, un'unica intervista, l'ho filmata mentre stava parlando appunto con lo chef, e effettivamente parlavano dei piatti che appunto gustato. Quindi per quanto concerne la pasticceria la facciamo noi, e un paio di cose le faccio fare a una pasticceria che conosco da tempo, però sono ricette nostre, è come avessimo un laboratorio a fianco, proprio perché la cucinetta hai visto che è piccolina, quindi adesso non piccolissima, però costruiamo il dessert, lo facciamo, andiamo in laboratorio, lo facciamo e poi è come che lui fosse, cioè, che avessimo un pasticcere, solo che non è in loco. Bravissimo, perché è l'unico modo. Con un gesto anche di grande modestia, perché è inutile dire, insomma, alcuni li facciamo, quindi poi sono molto buoni, siamo no, nel senso, sì, poi bisogna dare a Cesare che è di Cesare. Certo, perché affidarsi chiaramente a un buon panettiere, un buon pasticcere, chiaramente è meglio che magari tentare di fare delle cose
mentre invece si ha la possibilità di avere ampie cucine, chiaramente puoi anche superare. Poi dopo c'è sempre un discorso di sostenibilità economica, quindi è importante farla, insomma, mai come oggi, insomma, è importantissimo anche quello, insomma, quindi c'è un gioco nel gioco, c'è il divertimento di cucinare, ma c'è anche l'onere, ma il piacere anche di far, voglio dire, funzionare la cosa. Bene, complimenti quindi alla sostanza, che rischia veramente di prendere il Big Gourmand, sai che c'è il riconoscimento alla cucina, che poi è una cucina stellata, deve essere una cucina di qualità che costa meno di 35 euro solamente il cibo, deve essere un pasto completo, quindi al lunch sì, però noi non siamo al lunch sarebbe già, ecco, quindi, ma immagino che le guide o la guida in particolare, la guida Michelin, chiaramente si ricordino chiaramente che il nostro chef Davide Bisetto. Però parliamo con ambizioni molto, cioè, non vogliamo parlare di questo, lasciamo fare il lavoro a chi deve farlo. Noi siamo qui per fare il nostro mestiere. Quindi. Bene, quindi ci sono altre cose che ha dimenticato. Ma che ci sono anche altri ragazzi che lavorano qui, tipo Eddie Cicuto, che è un sommelier d'eccellenza, un altro ragazzo che lavora in cucina che si chiama Marco Pin, che già lavorava precedentemente con noi, e adesso abbiamo un nuovo acquisto in sala che è una ragazza che si chiama Elisa, che è molto brava, molto professionale e che già ha di mestiere perché ha una quarantina d'anni, quindi... E ambizioni proprio da chef, perché in Italia abbiamo il problema che certe volte scrivono chef executive, in realtà poi c'è un altro che cucina, cioè lo chef executive è quello, no? Lo chef executive è qualcuno che all'interno di un hotel che gestisce più outlet. Esatto, poi educarsi della situazione, esatto. No? Cioè quello che passa ogni tanto. O quello che facevo io prima, sì, più un funzionario che fa... Io prima dove lavoro prima ero executive chef, ma in sostanza era uno che si anche perché stavi lì, avevi comunque l'oro che eri tu, certo. Questo esatto. È giustissimo, eri chef e executive chef. Esattamente. Poi il piacere, cioè alla fine perché facciamo questo? Perché alla fine noi abbiamo bisogno di essere quello che siamo e noi abbiamo bisogno di cucinare, quindi non mi andava più di fare tra virgolette il funzionario. Certo. E qui cuciniamo tanto con Stefano, proprio ci divertiamo perché ogni giorno è una bella sfida. Poi... E dopo la prova, diciamo, la prova italiana sia a Venezia che qui appunto a Pordenone, come dire, ritornare in Francia, magari a Parigi, che so io. Ma c'era questa opportunità. Alla fine per scelta di vita, famiglia e compagnia, ho fatto questa scelta molto consapevolmente. Poi può essere molto riproducibile in sostanza. Quindi mi hai detto che si aprirà a Treviso, come che so, magari che sono un ritorno a Venezia, un ritorno. Poi vediamo anche con le contingenze che succedono ora a livello mondiale con la guerra e compagnia, vedere come si muove. Intanto consolidiamo questo progetto che non è poco. Bene, e quindi vi salutiamo qui da Pordenone, Sostanza, dove io tra l'altro ero qui proprio 10 anni fa, abbiamo controllato una manifestazione Wine, Love, eccetera, eccetera. Non so, tu che sei più pordenonese, no? Se si dice sorprende così. Pordenone perché è una città della cultura e del teatro, del libro, forse anche di fumetti. Ho notato qualcosa perché c'è anche Lucca, ma in realtà anche qua c'è effettivamente molto. Dai, speriamo che con questa ripresa poi queste manifestazioni con i vini, con i cibi, no? Tante cose. E quindi vi salutiamo da Pordenone e quindi buona Pasqua per la Pasqua in arrivo. Ciao, grazie Elio. Va bene?